Ammonta a 5,1 miliardi di euro il costo delle infrastrutture strategiche prioritarie di interesse alla Sardegna. 8 delle 9 opere prioritarie hanno un costo di 1,8 miliardi, ma le disponibilità finanziarie sono complessivamente di circa 4,2 miliardi di euro. Manca l'appello quasi 1 miliardo. Le risorse disponibili permettono una copertura finanziaria dell'82% del costo complessivo, il 99% della copertura per le 9 opere prioritarie e del 72% per le altre. L'84% della disponibilità appartiene a finanziamenti pubblici, il restante 16% ai privati. Rispetto al costo complessivo nazionale, pari a 317,1 miliardi, quello regionale è del 2%, questo a fronte dell'8% della superficie territoriale della Sardegna, del 3% della popolazione residente e del 4% in termini di investimenti in opere pubbliche negli ultimi 5 anni. Sono i dati messi in evidenza nel report della CNA sulle infrastrutture strategiche prioritarie di interesse alla Sardegna. Ripresa il confronto col governo per rilanciare e accelerare il processo di ammodernamento del sistema infrastrutturale isolano e per esigere il rispetto degli impegni assunti e da subito la costituzione di una cabina di regia a Regione ANAS per rilanciare gli investimenti e accelerare la realizzazione delle opere, è quanto chiedono al governo e alla Regione il segretario regionale dell'associazione Francesco Porco e il presidente di CNA Costruzione Antonello Magia. Tra le 9 infrastrutture prioritarie figura la rete ciclabile della Sardegna. Tra quelle non prioritarie rientrano alcuni lotti con uno stato di avanzamento fisico e finanziario meno maturo rispetto alle opere prioritarie, relative a interventi sulle principali strade regionali. Statale 131 Carlo Felice Cagliari-Sassari, statale 291 della Nurran Sassari-Alghero, nuova statale 125 Olbia-Arzachena-Palau, statale 554 Cagliaritana, e sui principali schemi idrici regionali Tirso Flumentosa, Sulcis Glesiente, Basso Flumentosa Picocca e Fluminedu Tirso.